Benvenuti a tutti voi dalle varie regioni italiane e in particolar modo anche un benvenuto ai mnemonisti della nostra regione che è un'occasione unica durante l'anno per noi di incontrarsi a questa particolare manifestazione. Quest'anno siamo arrivati alla 18ª festa delle Meridiane, siamo diventati maggiorenni e quindi ci fa ben sperare per poter proseguire anche con questi intenti per il prossimo futuro. Oggi abbiamo anche il sole che ci accompagna molto bene, la giornata è molto ricca, si allinea un po' tra le classiche feste paesane, con i mercatini, con tanta musica. Ieri sera sono stati 2 concerti e stasera avremo anche un altro concerto. Abbiamo anche sotto l'aspetto culturale 3 mostre. Qui voi vi trovate nella sala scolastica del museo della civiltà contadina del Friuli Imperiale. Colgo anche l'occasione per ringraziare l'avvocato Formentini, proprietario di tutta questa struttura museale, che ci mette a disposizione ogni anno il tutto per poter realizzare questa festa, che altrimenti ci sarebbe molto difficile trovare altre collocazioni qui in Paese. E c'è questa mostra, c'è una mostra poi di pittura lungo questo tratto del museo, e c'è un'altra bella mostra sui segreti delle piante tintoree di Enya Visitin, che comunque sarà la prima relatrice qui su questa bella, spero, interessante conferenza. Abbiamo fatto una integrazione perché abbiamo un ospite particolare, quindi tra i nostri relatori, dicevo, Enya Visitin, poi ci sarà il professor Renato Devetak, e dopo di lui, andando appunto, abbiamo Elsa Stocco, che viene, la professoressa Elsa Stocco da Castelfranco Veneto, poi ve la presenterò ognuno nel dettaglio quando dovranno relazionare il loro intervento. E poi dalla Svizzera abbiamo presente l'autore del libro degli orologi solari del Canton Ticino, Augusto Gaggioni, insieme anche a Andrea Amarca del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Ticino. E ci sarà un'introduzione anche di Roberto Baggio, mnemonista appunto conosciuto a livello nazionale, che partecipa anche al concorso di oggi pomeriggio, in quanto alle 5 con la banda andremo a inaugurare le 4 nuove meridiane di Aiello 2018. Sono in gigantografia esposte nell'altra ala del museo. Chi vuole può già anche iniziare le votazioni prima della inaugurazione, però oggi pomeriggio presentiamo l'autore e con banda in testa io vi invito a seguirci a vedere anche le vie del nostro bel paese. Dicevo che c'è una integrazione, oltre ai relatori di questa conferenza che abbiamo intitolato quest'anno Passi nei tempi, di una persona, un amico devo dire, perché insieme abbiamo fatto anche alcune cose, che da Teheran, dall'Iran, è venuto a trovare la figlia a Bonn in Germania, dove era anche con lui c'era la moglie, e Mohammad Bagheri, che lo abbiamo qua davanti. Lui da Bonn ha detto: so che avete la festa delle Meridiane, e con l'amico Claudio Cecotti ha detto: vorrei partecipare. Bene, allora con la sua partecipazione gli lasceremo uno spazio a mezzogiorno. Io dico grazie che sei venuto qua nel paese delle Meridiane, da così lontano, e ci parlerà delle Meridiane in Iran. È stato preparato velocemente un PowerPoint e vediamo cosa ci parlerà a riguardo. Comunque lui sa anche l'italiano e lo presenterà poi Claudio Cecotti, astronomo e mnemonista della nostra regione, già conferenziere qui da noi ad Aiello diverse volte. Allora, io direi a questo punto, prima di iniziare, io vorrei chiamare il nostro sindaco Andrea Bellavite a portare il suo saluto, e
Buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti. Grazie anche a Aurelio Pantanelli e agli organizzatori di questa bella festa che dà bellezza e significato al nostro paese. Io vorrei brevissimamente introdurre con una riflessione sul tempo, visto che questo è il tema che andiamo a trattare. A me, quando parliamo del tempo, viene in mente anzitutto la rivoluzione, due rivoluzioni. Prima c'era Cronos, che era il tempo, in un momento in cui c'era una specie di paradiso terrestre o inferno terrestre, chiamiamolo come vogliamo, là dove tutto era armonia a condizione che nessuno mettesse in discussione il potere del Cronos, il potere del tempo. In quel momento non c'era la possibilità di dire niente contro e gli unici che si potevano ribellare, i figli di Cronos, venivano uno dopo l'altro ingoiati dal tempo. Fin quando, questa è la prima rivoluzione, Giove, Zeus, Dios, riesce a rovesciare questa dimensione uccidendo Cronos e mettendosi al suo posto. Zeus, Dios, una radice sanscrita, Vau, che significa luce, calore, sole, vita. E non è un caso che da quel momento in poi le religioni chiameranno con il nome del sole la divinità, il riferimento, El, Al, poi Dios, Dio, eccetera. In questo secondo momento l'uomo, l'essere umano vivente, sa di poter essere libero, ma a condizione di sottostare alle regole del sole, alle regole di Dio, alla oggettività della luce e quindi può sì inventare, scoprire, trasformare, però sempre rispettando il ritmo delle stagioni, il ciclo del tempo, il giorno, la notte e via dicendo. Questa situazione caratterizza per centinaia di migliaia di anni l'essere umano che vive, cresce, si sviluppa sempre sotto questo controllo sistematico dell'andare del Sole. A volte si pensa che sia il Sole girare intorno alla Terra, a volte si pensa che la Terra giri intorno al Sole. Ma non cambia la questione fino alla seconda rivoluzione. Quella che inizia attraverso un personaggio religioso, Lutero, Martino Lutero, o attraverso un grande filosofo, Cartesio, o attraverso un uomo di scienza, Galileo Galilei, dove a quel punto non è più il pensiero che si deve conformare all'andare del Sole, alla oggettività della realtà, ma è la realtà e l'oggettività e quindi anche il Sole che devono essere conformati al pensiero. Ciò porta la ragione dell'uomo ad uno sviluppo potenzialmente inarrestabile. La religione viene ricondotta nei limiti della ragione, come diceva Immanuel Kant, e da quel momento in poi la ragione porterà delle conquiste sempre più straordinarie, a uno sviluppo strabiliante per il genere umano. Ma questo sviluppo porta anche a dimenticare la dimensione originaria sulla quale per milioni di anni gli esseri umani hanno vissuto, ovvero la dimensione del Sole. Siamo qui questa mattina, in questa giornata bella, a riflettere proprio sulle meridiane. Le meridiane che cosa sono? Sono la memoria di un tempo in cui il Sole determinava i momenti del lavoro, i momenti della preghiera, i momenti della relazione degli uni con gli altri. E le meridiane ci fanno riflettere su come si è pensato il tempo in maniera molto libera, il tempo diverso in luoghi diversi per tanti periodi della storia. Ma a me fanno sempre pensare alle tabelle di correzione che vengono messe sotto le meridiane. Che cosa servono? Servono per riadeguare questo tempo libero, il tempo vero, il tempo reale del Sole alla nostra ragione e ricondurre con un pizzico di violenza questa dimensione del tempo segnato dal Sole alla convenzione del meridiano di Greenwich, in modo da poter essere sicuri che quel tempo che noi vediamo è esattamente lo stesso che c'è a Londra e che c'è su tutta la fascia di questo nostro fuso orario. La domanda che ne deriva è: ma noi viviamo uno sviluppo strabiliante rispetto al tempo in cui rispettavamo i ritmi del Sole, ma l'uomo, ed è una domanda che la storia si pone poco, era più felice allora o è più felice adesso? Perché in fondo
che altro senso hanno tutte le scienze se non quelle di aiutare l'uomo a essere più felice? A questa domanda, mentre a quella se lo sviluppo c'è stato o non c'è stato è in dubbio la risposta, alla domanda se la felicità è maggiore oggi o maggiore un tempo, a questa domanda, lo sappiamo bene, nessuno di noi sa dare una risposta, forse ciascuno può dare la propria risposta. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Se dobbiamo dire di essere felici in questo momento, posso dire io di essere molto felice di trovarmi qui con tutti voi, con tanti amici, e sono certo che questo tempo, seppur breve, che trascorreremo insieme in questa conferenza, vivendolo felicemente, passerà anche molto velocemente.